ci sono regioni del nostro paese come ad esempio la Sicilia che ha 4 corti d'appello e la nostra ne ha una sola. In questo non stiamo facendo una nuova geografia giudiziaria che toglie qualcosa agli altri, ma che aggiunge per un nuovo sogno anche ovviamente guardando il tema autonomia e giustizia. L'autonomia del Veneto e il Tribunale della Pedemontana hanno molto in comune. Sono 2 progetti voluti fortemente dal territorio, sacrosanti dal punto di vista legislativo, costruiti per dare un valore aggiunto senza togliere niente a nessun altro. E soprattutto sono molto osteggiati. I missili contro l'autonomia del Veneto li abbiamo già visti, mentre di recente si moltiplicano le voci contro il Tribunale della Pedemontana, che è entrato di prepotenza nella cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Venezia, raccogliendo altre bocciature. Quasi in risposta alle ultime critiche arriva la riunione del Comitato Pro Tribunale della Pedemontana e dei rappresentanti delle categorie, che in sala Ferracina hanno incontrato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. In questo momento ho sentito tante ragioni che sostengono il sì a quest'opera e credo che la Regione del Veneto meriti di essere rappresentata fino in fondo in questa realizzazione che non è una realizzazione finalizzata al territorio di Bassano, ma è un'opera che ovviamente serve all'intero popolo veneto. Il sottosegretario, che fin dal principio ha sposato il progetto del Tribunale della Pedemontana, ha già confermato la volontà politica del governo, ma ora chiama a raccolta il territorio. È giusto che siano i territori a dire se un'opera serve, quanto quest'opera serve e qual è, diciamo così, la strada che deve portare alla realizzazione di quell'opera.